Settimana della cucina italiana nel mondo, grazie Renato Bosco. Grazie Tinto, come stai? Molto bene, anche perché finalmente, dobbiamo dirlo, pizza uguale Italia. Esatto, dopo tanti anni di battaglie per far riconoscere questo, questo alimento, questo piatto a livello internazionale che è italiano, abbiamo l'occasione giusta. Allora, tu dove sei? Geolocalizzati esattamente. Io sono a San Martino Buonalbergo, sono in provincia di Verona. La mia pizzeria si chiama Renato Bosco Pizzeria. Facile, Facile, no? facile. Doppio crunch, poi parleremo anche del doppio crunch. Esatto. Allora, tu rappresenti lo stile del nord, perché Esatto. appunto Veneto. Qual è la pizza che ci proponi oggi? Oggi il Veneto che propongo, cioè come prima situazione è proprio il Veneto, dove incontriamo delle eccellenze. È vero che raccontare tutte le eccellenze che ci sono in Veneto ci vorrebbe una settimana, nel senso che ci sono tantissimi prodotti di altissima qualità, come in tutte le regioni d'Italia. Io ho selezionato almeno 2 ingredienti, che in questo caso è il piave e il prosciutto crudo di Montagnana. Dai, allora Ok? seguiteci perché la pizza di Renato Bosco per la settimana della cucina italiana nel mondo, lo stile è quello del nord. Da dove si parte, Renato? Allora, partiamo dalla selezione delle farine. Ho utilizzato una farina di tipo 1, Sì. del riso di Alunenano, cioè Ok. perché? Perché noi siamo avvocati in provincia di Verona, a Isola della Scala, abbiamo delle coltivazioni di riso molto importanti. Allora, metto il riso all'interno, aggiungiamo Quindi farina, riso. delle farine integrali perché ho bisogno di dare un po' di sapore molto intenso. Ok. Ed inizio a mescolare questo. Nel frattempo, perdonami, ma ho 2 preimpasti che si uniscono assieme. Eccolo qua. Facciamo vedere a chi ci sta guardando in tutto il mondo. Esatto, sono questi 2 prefermenti che ho preparato. Uno è una biga, invece questo è l'Icoli, è diciamo un lievito madre in crema che adesso andiamo ad aggiungere a tutto assieme. Allora prendo diciamo il Licoli, lo metto sopra qui, Eccolo qua. prendiamo anche la biga, la appoggiamo sopra. Tutto a mano, vedete? La pizza italiana non ha bisogno di macchine. Esatto. Aggiungiamo l'acqua. Vai. Questa è l'acqua di Roma, eh? L'acqua di Roma è Sì, meravigliosa. Iniziamo a lavorare l'impasto dal centro verso l'esterno. Ok. Non dobbiamo creare grumo e non allontanarmi l'acqua perché ne ho aggiunta un po' la Obbedisci. Obbedisci? Sì, io ti faccio da comico, come si dice Esatto. in gergo. Ho aggiunto un po' d'acqua all'inizio perché non si crea il grumo. Adesso vado ad aggiungerne dell'altra. Ok. Per quale motivo? Perché questo tipo di impasto, essendoci farina integrale, farina di tipo 1 e del riso, assorbirà tantissima acqua. Aggiunto a questo punto posso aggiungere anche il sale. Quindi il sale è l'ultima cosa. Sì, lontano dai lieviti. È vero che qui non c'è il lievito di birra, di conseguenza si può anche mettere diciamo all'inizio perché il lievito madre ha una capacità di fermentazione molto più alta, però è sempre consigliabile, visto che stiamo raccontando questa cosa, aggiungerlo dopo la formazione dell'impasto. Aggiungo ancora dell'acqua e devo arrivare diciamo alla giusta consistenza che si dice si forma il glutine, diventa bello elastico e poi lì la posso lasciare lievitare per 90 minuti in massa assieme. Puoi creare delle palline che lieviteranno successivamente per altre 2-3 ore, stenderla perché la metteremo in un padellino e farla lievitare ancora. Hai detto padellino. Padellino, sì. Anche perché pizza uguale Italia, ma ci sono vari stili di pizza, no? Qua siamo al nord con te, Renato Però Bosco. devo dire una cosa, il padellino per noi del Veneto Sì. è il momento di rottura, diciamo così, del cambiamento, no? Del Certo. cambiamento per quale motivo? Dalla pizza della tradizione, un amico che è Simone è riuscito a rompere Padoan. è riuscito a rompere gli schemi e far sì che una pizza che normalmente viene stesa e cotta direttamente avesse una caratteristica di volume, di consistenza, di selezione delle farine veramente molto molto importanti. E questo probabilmente ci contraddistingue come pizza italiana. Ok. Quando vai nel Veneto, comunque nel nord, trovi spesso questa declinazione di forma di pizza. Ecco, al sud il padellino si chiama oruotto, mi hanno detto, no? Il mio amico Luca D'Oro dice oruotto. Oruotto. Ok, continuo a farlo, continuo a lavorarlo e Ok. poi lo metterò, diciamo, tutto in massa assieme per circa 90 minuti, dopo dipende molto dalla caratteristica del proprio prefermento se lavora molto bene.
Dopo 90 minuti, come avevo già detto, prepariamo queste palline da 250 grammi, le faremo raddoppiare, che io ce le ho già pronte, e andremo a stenderle nel padellino. Se vuoi io faccio già questa operazione, così vi faccio vedere cosa succede. Mi sono portato un po' di spolvero perché bisogna... Questa è la farina di spolvero. Serve per poter lavorare meglio, no? Sì, è grano duro, Sì. questo è rimacinato di grano duro che appoggeremo sul tavolo e non si attacca, potrebbe essere utilizzata anche della farina di riso, è molto interessante. Prendo il padellino, il famoso padellino. Eccolo qua, Renato Bosco, settimana uguale al padellino. Uguale al padellino. Metto all'interno dell'olio, Sì. perché l'olio serve per condurre, diciamo così, il calore e anche perché non si attacchi l'impasto durante la fase di lievitazione. Perché qui c'è una prima lievitazione, ne faremo un'altra ancora. Prendo della farina, in questo caso rimacinato, lo appoggio anche qui sul tavolo. Farina abbondante sul tavolo, prendo una spatola, vado a staccare la pallina, che vedi ha raddoppiato il volume da quando io l'ho messa all'interno, l'appoggio qui sopra. Ok. Tengo, diciamo, la parte liscia sopra perché mi servirà come da protezione in fase di lievitazione, cioè io vado a schiacciare perfettamente, vedi? Cioè io non so se si percepisce, cari amici e cari amiche che ci state guardando, Vai Tinto, vai. la morbidezza. Esatto. E poi quella farina che c'è sopra qui diventerà una parte caratterizzante anche dopo il morso. Prendo e l'appoggio direttamente all'interno del tegamino. Ok. No, come il tegamino, il padellino. 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 Il padellino. Del padellino. Un goccio d'olio extravergine d'oliva Ok. e la metterò a lievitare, che questa è la seconda lievitazione, per 4-6 ore, ok? Ok. Logicamente per magia io ce l'ho già pronta e qui vedete che ha aumentato il volume. Allora facciamo vedere Sì. prima della lievitazione e dopo la dopo. lievitazione. Prima della lievitazione e dopo la lievitazione. Quanto tempo è passato? Qua sono passate 4 ore circa dalla fase, diciamo, della seconda stesura dell'impasto. Ecco. Un buchetto centrale, Perché si fa? perché altrimenti tutta l'aria va al centro e si crea una bolla molto grande, diventa come un camino, no? Esce l'aria da quel punto lì. Preriscaldo il forno a 250-270 gradi e posso metterlo all'interno. Se vuoi andiamo a metterlo nel forno. Andiamo in cottura. Andiamo in cottura. Vai. Settimana della cucina italiana nel mondo, Renato Bosco ha cotto la sua pizza nel forno, eccolo qua. Eccomi qua, Tinto. È bollente, eh? Sì, ci credo. Hai visto? Dai. Il volume è bello, Sì. bello importante, visto come ha caramellizzato bene anche l'impasto in fase di cottura, vuol dire che la lievitazione è avvenuta correttamente e se vuoi adesso possiamo iniziare a impiattare il tutto. Voglio, anzi vogliamo, assolutamente. Allora, Dai. Oh, io l'ho detto prima, il doppio crunch, questa è la firma di Renato Bosco. ma questo non è il doppio crunch però, questo è Uno il padellino. È un padellino. ok. Sì, guarda come vedi la struttura interna, falla vedere bene perché è veramente molto interessante. Questo è lo stile del nord di Renato Bosco. La tua firma. Ecco, ok. Eccoci qua, la mettiamo qui sopra, anzi, la mettiamo qui sopra. Nel frattempo ho messo, diciamo così, il piave con della panna sul fornello e ho creato questa, diciamo, fonduta. Mamma mia. È buonissima questa, che la vado a appoggiare direttamente su ogni spicchio. Perché la logica della pizza, diciamo, contemporanea è che tutti gli ingredienti siano correttamente distribuiti su ogni spicchio. Senti, tu ti definisci anche pizza ricercatore. No, diciamo che i miei colleghi mi hanno definito così perché sono abbastanza irrequieto, no? Continuo a ricercare, a fare. Queste cose sono una cosa che non si finisce mai, no? La lievitazione, la ricerca della materia prima, dell'ingrediente, tutti i giorni scopri qualcosa di nuovo. Eccolo qua, la meraviglia. Siamo a Montagnana, il prosciutto crudo, che adesso andiamo a appoggiare sopra, bello abbondante perché la pizza contemporanea, o comunque quando vai a mangiare una pizza, è il momento che ti devi anche godere. Poi mi piace la spicchiatura, perché la pizza è qualcosa da condividere, non solo i post su Facebook sono da condividere. Ogni spicchio ad un amico, no? Esatto. Come vedi, l'appoggio viene fatto così. Dai, uno lo faccio anch'io, Dai, così provate dai, anche voi a casa,
solo a mettere la fetta di prosciutto di Montagnana sopra. Ok. E poi per chiudere il tutto metto, diciamo così, un germoglio sopra per contrasto, ma soprattutto perché mi dà questa caratteristica particolare di un vegetale che è bello da vedere, ma anche ha la sua sapidità, la sua freschezza contemporaneamente. La nota vegetale. La nota vegetale. Un la, un si, un do bemolle, re. Un mi. re. Beh, re nato. Re nato. Re nato. È nato un re. Perfetto. Olio Un po' di extravergine olio e la pizza e padellina. e voilà. Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, madame e messieurs, damas y caballeros, poi ho finito le lingue, non so altro, perché siamo in tutto il mondo, per la settimana della cucina italiana nel mondo, la pizza al padellino Veneto, quindi il nord, la firma è di Renato Bosco. Grazie, Questo assaggio, Tito. Eh sì.